Cos'è successo, amico milanista? Questo Torino stasera t'ha fatto piangere. È stato il Gallo Belotti con una doppietta t'ha mandata a casa. Ma buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolesse. Che ha fatto Milan? Che ha fatto? Mamma mia, Carmine, vai giù. O Milan si è pigliato due palloni, secondo tempo e se n'è andato a casa. Era in vantaggio 1-0. Il Torino è stato capace di rimontare la partita. Come l'ha rimontata sta partita? Nel secondo tempo, un grande Toro che si è preso il risultato meritato, meritatissimo, perché è entrato con la voglia di ribaltarla questa partita e c'è riuscita, direi anche meritandolo il risultato, vincendola, meritandola sul campo. Belotti, voglio, stasera è spettacolare, che gol t'ha fatto, chi l'ha rovesciata, va buono che era solo, però solo a coordinarsi, solo a fare quella coordinazione, voglio, è da 10. Mamma mia, il Gallo Belotti è tanta roba, voglio, è tanta roba. Stasera il migliore del Torino, è lui che ha portato il Torino alla vittoria, ma è stata una bella partita perché comunque il Milan nel primo tempo l'ha fatto benissimo, fino a quando c'era Leao in campo il Milan ha giocato benissimo, direi. Ha avuto anche tante occasioni per far male al Toro, eh. Cioè, anche nel finale, mamma mia, il secondo tempo è successo di tutto, è successo di tutto. Il Torino ha avuto, prima il Milan, sì, prima il Milan ha avuto l'occasione con che sì, che salta benissimo il difensore, poi avanti alla porta spara alta, non so come cacchio fa, insomma si mangiano un gol clamoroso, clamoroso. Poi vabbè, Piotek gliela spara addosso a Sirigu, ma prima del colpo di testa di Sirigu, voglio Zazza da solo annanzi a Donnarumma, si inciampa chi suo pallone, insomma, si s'arravoglia, che combina e scivola. Voglio, è successo di tutto e di più. Milan primo tempo direi meglio del Torino, secondo me, meritatamente in vantaggio per il primo tempo col gol di Piotek, però voglio, però poi il Torino ha fatto la partita nel secondo tempo e appunto perché ha fatto la partita? Perché ha messo proprio il Milan alle corde, cioè il Milan 1-2 ha fatto il Torino, non ci ha capito niente. Dopo ha fatto il gol di Belotti, di potenza sul palo del portiere che sì, Donnarumma ci arriva, però non riesce a tenerla perché è troppo forte. Non so se è la colpa darla al portiere, ma il tiro era un bel tiro, bello forte, bello potente. Poi voglio, dopo circa 5-10 minuti il Torino raddoppia, ma proprio perché il Milan va in bambola proprio dopo il gol di Belotti. Dopo il gol di Belotti solo Torino, il Torino che poi trova anche il vantaggio, gestisce per un po' la palla, ma poi il Milan ovviamente nel finale cerca di pareggiarla, mettendo dentro Rebic, insomma, Bonaventura, pur di pareggiare, cerca di pareggiare questa partita, no? Tutto offensiva, tutto in base offensiva, però alla fine rischia il contropiede da parte del Toro che poi non viene sfruttata. Alla stessa volta il Milan ha almeno due o tre palle gol, però che anche loro non riescono a sfruttare. Piotek piglia un bocca a Sirigu, anche se Sirigu, devo dire, ha fatto delle grandi parate questa sera. Nonostante quella di Piotek magari era centrale, però si è fatto trovare pronto Sirigu, è andato a chiudere lo specchio al polacco. Per questo meriti anche al portiere del Torino, anche se non è che abbia fatto una grandissima parata perché gli andava addosso. Però ovviamente se stava in porta, chi lo sa se ce la faceva a trattenere, capito? Tanti possono essere i fattori in quel caso. Torino che secondo me alla fine tutto sommando la partita secondo me l'ha meritata anche se il Milan ha avuto le occasioni per poterla pareggiare, le ha avute e non l'ha sapute sfruttare, soprattutto a quella di che sì che non so come ha fatto a sbagliare la porta, a che la maniera, grandissimo sombrero sul difensore, su un culù che poi non ce l'ha riuscita a mettere là, non ce l'è riuscita a mettere in culo, anzi gliel'hanno messa che sia quel servizio, vai giù, è a tutto Milan, perché a questo punto l'ha presa a chi lo servizio o Milan, che il Milan, vai giù, per ora è a 6 punti in classifica, ritarda sulle squadre che lottano per la Champions, ovviamente sì, siamo all'inizio e tutto, però sono punti che pesano alla fine, pesano, come ho detto con il mio Napoli, lo dico anche per il Milan, sono punti che alla fine contano perché
Sì, è vero che siamo all'inizio, però tu parti già con due sconfitte, così, due o tre, mi sembra tre addirittura, con l'Udinese, sì, tre sconfitte, Udinese, Torino e il derby. Voglio, già cominciano a essere abbastanza sconfitte per una squadra che magari vuole raggiungere l'obiettivo. Champions League è lungo il cammino, mai dire mai, ci può sempre riuscire, però in questo momento voglio a terra. Merita il Torino che ha fatto una grande prestazione, invece parliamo anche del Torino, grande Torino, Belotti, Zazza, vabbè, si sono impegnati tutti, Baselli, mi è piaciuto comunque una grande partita del Toro, la fase difensiva, niente, grande Sirigu come sempre, voglio, merita il Toro che comunque sale di posizione, mi sembrava a quarto in classifica insieme a noi se non sbaglio. Complimenti al Toro, il Milan, voglio, il Milan è da rifare, cioè, eh, non l'ho visto un buon Milan, voglio, a parte il primo tempo con Leao in campo, il secondo tempo niente. È tutto da rivedere. Spero per gli amici milanisti che ritorneranno a quei livelli, però ora il Milan la vedo veramente male male. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di questo risultato del 2-1 del Toro. Lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello87. Buonanotte a tutti da Napoliello87 e forza Napalessa!